Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87. Ci siamo, questa è una partita importantissima, bisogna vincere col Monza per portarci soli primi in classifica, perché attualmente c'è la Juventus, siamo solo all'inizio, però è importante vincere, continuare la striscia positiva. Dopo la prima sconfitta a inizio campionato, il Napoli ha avuto 4 vittorie consecutive, bisogna continuare su questa striscia. Ragazzi, oggi un risultato, solo vincere con il Monza. Sappiamo che non è facile, sappiamo che il Monza vuole fare punti, ma a Napoli amma vince. Non possiamo fare che altro che non vincere, solo vincere. Questo è l'obiettivo del Napoli. Allora, fammi vedere se si sente la live, perché già vedere se mi sente in live. Intanto condividete se siete in live, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. È tutto ries. Condividete la live, ovviamente, iscrivetevi al canale, lasciate like. Più ne siamo e meglio è, ragazzi. Allora va. Cosa? Allora, fammi intanto mettere sui commenti, il banner già c'è, a posto. Ale, Napoli, ale, lotta insieme a noi, conquista la vittoria, conquista la per noi, ale, Napoli, ale. Amma vinci. Cazzo, collettina a cane. Vai Napoli, va! Non faccia Napoli! Allora... Ok. Il Napoli in casa lo ha sempre fatto. Partenopei ampiamente favoriti a 1,35. Vai Napoli! Automatica, Planet Win e Betfred. Favoriti, sta minchia, ogni partita è difficile qua. C'è nessuna favorita. A regola siamo noi, però è difficile, voglio. Queste partite sono quelle più difficili per il Napoli, dove le difese si vanno a chiudere, perché le squadre piccole è così. Il Monza poi è un'ottima squadra, quest'anno ha difficoltà e l'abbiamo visto, c'ha enormi difficoltà, però nel complesso è una buona squadra, dai. Però tanto sappiamo che quando vanno a giocare con Napoli, queste squadre qui si vanno a chiudere, si fanno i catenacci, stanno tutte dietro e poi vanno di ripartenza. Poi hanno il Lungherone, là, Juric, danno palla a Juric per poi scaricare sugli esterni. Attenzione a questo Monza che può essere pericoloso in contropiede, ma soprattutto ci farà catenaccio. Ma aspetto il catenaccio da parte del Monza. Però noi abbiamo tanta qualità e la dobbiamo vincere questa partita, non possiamo permetterci di pareggiarla assolutamente, non possiamo perdere nessun punto per strada, nemmeno un pareggio, non ci regala niente un Monza. Poi tra l'altro stasera c'ho 6 giocatori del Napoli al fantacalcio, a parte c'ho Spinazzola in panchina, che non gioca attualmente, poi c'ho Politano, Kvaratskhelia, McTominay, Di Lorenzo, tutti quanti, ce n'ho 6, voglio. Dice, ma che e poi Neres, anche lui in panchina, cioè 2 dalla panchina, bisogna vedere se entreranno Spinazzola e Neres. Questo io spero di no, perché significa che il Napoli, se entrano questi 2, significa che il Napoli deve cercare la vittoria, perché in quel momento starà ancora pareggiando. Spero che potremmo già andare in vantaggio con i titolari e potremmo portare a casa la vittoria. Poi proprio per riscaldarsi anche Neres e Spinazzola potrebbero entrare anche loro, per poi poter fare un risultato più largo. Spero così, se entrano quei 2. Però non lo so, perché sarà una partita difficile. Secondo me è una partita difficile. Non mi aspetto un 5-0 come con il Monza. Poi se vinciamo 5-0
mamma mia, speriamo. Ma con il Monza mi aspetto una partita molto aperta, secondo me 2-1, è una partita difficile perché il Monza secondo me farà una partita chiusa dove poi ci metterà in difficoltà nei contropiedi. Per questo mi aspetto un 2-1, un 3-1, una partita così. Però occhio, attenzione, attenzione che non ci possa capitare una sorpresa. Spero di no, voglio, spero di no perché io voglio vincere questa partita e voglio andare prima in classifica. Ciao Riccardo, buonasera, Forza Napoli. Ragazzi, lasciate like se state guardando la live, non vi costa nulla, non vi chiedo niente, solo un piccolo like che serve per il canale, per le visualizzazioni. Posso un parere, ma proprio da tifoso. Dimmi, Riccardo, dimmi. Riccardo, dimmi tutto. Sono a vostra disposizione. Qualsiasi cosa volete dire, sono a vostra disposizione. Secondo voi, come finirà Napoli-Monza? E chi segnerà? Per voi vince il Napoli, pareggiano? Come va? Voglio. Dicete il vostro risultato. Io pensavo Fiorentina vittoria. Anch'io, però ci poteva stare il pareggio, Riccardo, perché io ti dico la verità. Inizialmente pensavo che la Lazio potesse pareggiare e la Fiorentina vinceva ad Empoli. Poi, visto che la Lazio ha vinto a Torino, ho detto: sai che c'è? Pareggiano Empoli e Fiorentina. Invertita i risultati, capito? Visto che hanno pareggiato di là, visto che la Lazio ha vinto a Torino a mezzogiorno e mezzo, ho detto la Fiorentina pareggia. E infatti così è stato. Io incerto se pareggio o se tenda per la salvezza la vittoria del Monza. Allora, il Monza non penso viene addirittura a vincerla a Napoli. A massimo che possa fare, il massimo che possa fare, secondo me, è strappare un punto. Spero di no, spero di no. Aiuto, perché se il Monza viene a pareggiare a Napoli, non va bene. Ma anche addirittura se vince, poi è peggio ancora. Mi aspetto dal Napoli la voglia di andare a fare risultato questa sera da parte di tutti e mi aspetto anche Lukaku in gol, visto che hanno segnato sia Vlahovic che Lautaro. Mi aspetto da parte del Napoli a Cazzim, voglia di vincere questa partita. E niente, Waiu, ci siamo, 7 minuti e comincia, fra poco metto la diretta della partita. Forza Napoli, vai Napoli! Siamo in 7 ragazzi, lasciate like, iscrizione e condividete la live che non vi costa nulla, non vi chiedo niente sulle queste piccolezze, appunto, non è che mi da fare un bonifico, non andate a cacciare nemmeno la lira. Vai Napoli, schiattiamo la capa sto Monza, mangiamo macillo come abbiamo fatto con Palermo. E niente, ora appena è finita questa pubblicità che sta andando da 3 ore, faranno vedere le formazioni, ve le dico, tanto per il Napoli dovrebbe giocare con il 3-5-2, in porta sappiamo già c'è Caprile, Meret è infortunato, poi i centrali dovrebbero essere Buongiorno e Rachmani, i terzini Olivera preferito a Spinazzola, dall'altra parte Di Lorenzo, il capitano, in mediana vediamo Lobotka e Anchissà, alla tre quarti c'è McTominay, sugli esterni da una parte Politano, dall'altra parte Kvara e poi prima punta Lukaku. Questa dovrebbe essere la formazione titolare del Napoli. Ora vediamo, ma secondo me è questa, da come ho letto è tutto. Vai no! Vai no! No! Perché la classifica non è straordinaria, le prestazioni non sono state negative, ma la squadra deve trovare una maggiore pericolosità
sotto porta e occhio fra l'altro non è fortunato dal punto di vista di fanteria perché ci sono parecchi infortuni. È stata una buona settimana per quanto riguarda la Coppa Italia per entrambe le squadre, un Napoli scintillante, quello che ha vinto con le seconde linee 5-0 contro il Palermo qui a Maradona, un Monza che soprattutto nel primo tempo ha fatto cose importanti contro il Brescia e chiaramente le complessità di questa sfida del Napoli ci sono comunque, perché insomma ripetersi in una settimana così intensa non è facile. Non è facile, anche se poi l'allenatore è contrattato l'aspetto motivo sulla carica della squadra, sta trovando il proprio gruppo, dall'altra parte c'è un Monza che comunque vuole la prima vittoria, è stato usato dare coraggio alla propria squadra. Ma no! Con i protagonisti La Monzatil, manciamocela questa Manzotil stasera. La Manzotil, Monzatil. I Motorola, e chiudiamola con me Motorola stasera. La chiudo con me Motorola stasera. Vai capita, magnati. Vai Napoli. Ancora pubblicità, c'è scassato un cazzo da zona. Ma secondo blocco. Ma chi è bello in campo? E chi è Gesù Cristo, fra? Il mio amore dov'è? Madonna, sta pubblicità ci ha già scassato Zepede. Non ci mangia, faccio Ramadan. Vai. Vai Napoli! soprattutto in questo stadio, inevitabilmente lo stadio che vide fra l'altro nella sua prima uscita Faccio ecco il Napoli, Caprina in porta di Lorenzo Ramani, buongiorno Olivera, come avevo detto io, centrocampo per Anghissalo, Botka e McTominay, tridente offensivo Politano, Lukaku e Kvaratskhelia. Sappiamo che McTominay gioca essendo di centrocampo, ma si va a inserire tanto. Alla Hamsik, l'ala di centrocampo che si inserisce. Vai McTominay che ti c'ho pure il fantacaccio, schiattammo la capa. O Monza non ha fatto vedere la formazione, non già l'ha fatto vedere. Che ce ne fu? Do Monza, ma noi che ce ne fu? Che ce ne fu? Vai Napoli! Vai Napoli! Ecco il Monza, Turati in porta. Difesa a 3 con Izzo, Marì e Carboni, Pablo Marì. Centrocampo a 4 Pereira, Pessina, Bondò e Kyriakopoulos. Dietro la punta Maldini, Bianco e poi Juric, Opale la luce. Vai Napoli. Ma io se ci facciamo segnare Juric, vi sputo un bacio. Ma veramente. Vai. Vai Napoli. Vai Poli. Poi voglio vedere Neres se entra, Dando... Vai Napoli. Voglio lasciate like che non vi costa niente e condividete la live. Voglio. Dai, forza. E se volete in descrizione trovate PayPal per fare una piccola donazione. Offrire un caffè a Napoliel, una birretta, una pizzetta. Che le volete io. Vai Napoli. Non ci perdiamo in ghiaccio. Vai Napoli.
spesa sanitaria è uno dei principi che vengono spesso ricordati. Insomma, va bene, senza scomodare i latini, il concetto della mente sana e il corpo sano. Primo possesso per il Monza, curiosità. È iniziato, voglio è iniziata. Fammi mettere un banner perché mi ha già dimenticato subito. Ecco qua. Per cercare di complicare il inedire gli spazi di posizione del Napoli, però il DNA del Monza è comunque quello della squadra che prova a giocare a pallone. Sì, anche perché tirarsi dentro il Napoli Andiamo, voglio. dentro l'area di rigore e cerchiamo con i seguiti di Toni in Politano, quindi non so se qualcuno ha la voglia anche di provare a giocare e fare la partita. Con Juric per terra, ma si gioca. Vai Lukaku. Ok, già si è fatto male Kill, ma che è? Qua. Che hai combinato? Oh, che c'ha? Vedete? Buongiorno. È stato una sbracciata di buongiorno, va bene. Arrapigliata pale luce, arrapigliata. Non c'è niente pale luce. Sta a posto. Tutto a posto, può pare la luce. Può pare la luce. Il palo della luce sta bene. Voglio. Può pare la luce sta buono. Non si è fatto niente, sei esatto. Meno male, dai. Meno male. Che non si deve fare male a nessuno. Olivera, vai, buongiorno, vai. Siamo a 2 minuti di inizio della partita. Palla per il Napoli. Olivera, vai. Appoggia su McTominay. Monza recupera subito palo. Izzo, lancio lungo. Attenzione. Ma Mumeret in gesta ci sta Caprile. Izzo con l'appoggio ancora, gli risultati, senza prendere il Monza. Le situazioni tattiche, Napoli lo difende, scivola a 3 in mezzo al campo, lo porta davanti alla difesa, il mezzale avversario McTominay che poi si alza invece, fase di possesso, andare più vicino a Lukaku, mentre per il Monza è Pessina che va a fare il trequartista con Bodo e Bianco invece dopo che in settimana ha servito l'assist per l'idazzazione di Goghe e si è anche voluto la gioia della faccia alla capitana con fallo. Vai, grande buongiorno però. Vai Covaro, vai. Vai subito. E fallo, no? Ma io non lo so. Sì, intanto secondo molto arrabbiato con Magariello per il mancato fallo sul braccio sinistro, questa assolutamente sulla reale. Sì, no, andare all'inizio col braccio, poi ha continuato a fare. Mentre ti racconto che per notizie extracampo, diciamo, è atteso in tribuna Luciano Spalletti, della nazionale, non è la prima volta che torna dopo lo scudetto, era tornato una volta nella passata stagione, adesso seguirà alcuni dei suoi ragazzi in campo che qui in tribuna. E domani la tornata al Santo Buono, la mitica panda affrescata con la pandechia. La pandechia Spalletti, frate. Vai. Ah no. Quel colore, quella bellezza e quella fantasia possono regalare un sorriso e aiutare ovviamente battaglie ben più importanti di una partita di calcio. Possesso per il Napoli che può parlare con buongiorno, abbiamo visto c'era stato l'intervento con Taccio da parte di Izzo, poi era davanti Frascheri, l'arbitro era ben accostato, aveva lasciato giocare. Vai, spingi, capitano. Ma il Monza va tutto in copertura, guarda lì, si abbassano tutti. Ma come ho detto io, fanno catenaccio, mettono due pullman avanti alla porta, si abbassa difesa, centrocampo, rimane solo Juric a metà campo, ma me l'aspettavo. Ho visto pure l'analisi tattica di Peppone, è giusto quello che diceva Peppone, sono in
linea 5 in fase difensiva e 4 in mediana per coprire la porta del portiere quando gioca difensivamente il Monza. Poi ripartono tutti e ritornano al loro modulo praticamente per 4-3-3. Attenzione, oh, grande Caprile, bravo lì. Visto pericoloso il Monza nei contropiedi, che ho detto io, si difendano in 9 dietro e ripartono tutti quanti insieme. Sta partita è tosta, non è facile, sta partita è tosta. Tutto è pronto per la battuta di questo calciorangolo con il Monza 6 minuti sul cronometro. Sono 5 i saltatori della formazione nostri. La battuta dentro a cercare Lukaku nel duello tra i alla due. forza. Quindi lavora il pallone tutto, poi arriva Cosa succede? si ripartirà col possesso per il Napoli. Andiamo, che sono già trascorsi 6 minuti a così. Sta rivelato bene perché mi sa rimane nel blocco di Pablo Mari. Su. Lo bocca, va verticalmente, il velo favorire McCamey con una buona copertura dalla parte Izzo che si è appoggiato nella zona di Turati. Ora certamente dato un'occhiata al calendario, Antonio Conte poi non le ha nessuno, però Napoli questa sera avrebbe, lo sappiamo, la possibilità di salire solitario in vetta e anche nelle partite successive sulla carta di poter Attenzione, oh, Olivera, cazzo, bravo. ancora che sia inizio comunque baldanzoso a sottolineato del Monza che non si statura, gioca a pallone. Oh Rino, buonasera, com'è? Tutto a posto, ben trovato, come stai? Ciao Biondo, ciao Francesco, come va? Tutto ok? Buonasera a tutti a forza, buonasera a te Rino, come stai Rino? Mamma mia, tutto a posto Rino, è tanto che non ti vedo. Spero in primis tutto bene a te e famiglia Rino. Che piacere rivederti Rino, che piacere. Che bello, che bello. Speriamo in una vittoria pure, sei tornato per la vittoria, magari Rino ci fa segnare subito. Grande Rino. Mamma mia. Ma ci ha fatto bionda, visto? Mamma mia. Tutto ok, grazie, non c'è, il piacere è tutto mio. Speriamo di vincere, Rino, speriamo di vincere, che stasera dobbiamo andare primi da soli. Perché questi qua ci stanno mettendo le secce addosso, ci stanno gufando un po' tutta Italia. Vai Napoli, vai. Attenzione al Monza, vai Lobo. Ci manca un po' Andrea che ci portava bene, che entrava, ci portava sempre bene. Speriamo. Io nel frattempo mi ha fatto pure una bella rattata. Mamma mia. Andiamo, aiuto. La segnalazione da parte di Baccanieri sarà possesso per il Napoli. 9 minuti e 20 con il Monza. È difficile questa partita, è difficile Rino, la vedo bella tosta. Il Monza non ci sta a perdere stasera, ma dobbiamo essere più bravi noi a cercare il gol anche da fuori, visto che ora abbiamo anche un tiratore forte come McTominay. Dobbiamo cercare di tirare da fuori aria perché questi sono chiusi. Non puoi entrare con tutta la palla in aria, è difficile. Devi provare a tirare da fuori e a cercare di crossarla in mezzo per Lukaku. Francia, abbiamo fatto una bella campagna acquisti, manco
manca giusto qualcosina, sì, qualche terzino secondo me, perché secondo me Mazzocchi, con tutto il bene che gli voglio, è napoletano, però non è all'altezza, non è da Napoli. E manca qualche altro centrale, come, anche se non lo vuoi prendere titolare, ma come riserva. Quello ci manca, perché poi per la fase offensiva stiamo a posto, ce l'abbiamo i giocatori, ci abbiamo Lukaku, ci abbiamo Kvara, abbiamo dall'altra parte Politano, Neres, lo stesso Ngonce a posto di Kvara quando Kvara è stanco, cioè in fase offensiva stiamo a posto. Simeone, Raspadori, volendo Ngonce lo puoi far giocare anche al posto di Lukaku quando Lukaku è stanco come prima punta, se non vuoi far giocare Simeone, capito? Ci manca sì qualche terzino e qualche riserva centrale, se non vuoi prendere uno titolare. Andiamo Napoli, vai, a vinci. Esatto. Andiamo, voglio, andiamo. Ancora buongiorno, McTominay. Poi Kvara che prova a intervenire, poi lavora la parte di Izzo, a cucire bene, gioca in mezzo Pessina, cerca e trova in qualche modo Juric che poi viene fermato da Rachmani, quindi recupera la parte di Anchissa, nuovamente buongiorno. Altro appoggio su Olivera. Vai Olivera, bello. Si apre nella zona di Lorenzo, ma neanche qualche metro. Ancora il lavoro da parte di Politano. Palla sul mancino, Politano che cambia lato. Andiamo, voglio. Servito Olivera. Quindi McTominay, ancora Olivera, senza fretta, appoggio su Buongiorno. Adesso possesso palla del Napoli. Con calma, l'impostazione ancora di Anchissa. Rachmani. Di Lorenzo. Cerca Lukaku, sconta, spalla alla porta, riapre bene per Anchissa. Quindi lo blocca. Olivera si coordina. Gira su Pana, possibilità per una contro uno che fa Scheria, si accentra, poi cerca. Ah, Kvara però no. Non può nulla qui, l'esterno del Napoli. Lo stato male, qui Pana Scheria. Sì, ma c'è stato tutta una manovra del Napoli lenta ad andare a passare il Monza con qualità, con appoggiarsi sulla punta, scarico e aprire il gioco. Prima volta che Kvara riesce a andare nell'1 contro 1, forse poteva anche andare indeciso lui, andare a cercare la soluzione con il cross, lo tiro in porta. E alla fine però si è esaurita l'azione del Napoli, prima ci hai raccontato, hai quasi fatto un teaser. Era 2015, quando le foto in Kvara, sì, ha sbagliato il passaggio. innamorato di Lukaku e dei suoi movimenti in profondità. Sì, cos'è che gli piaceva? La capacità di mettersi davanti all'uomo e decidere queste palle. Vai Lobo, vai, dagliela veloce, cazzo. Vai, su me. Sali Olivera, sali. Poli. Il Monza è tutto chiuso e questo è il problema, Rino, è tosto. Questi si chiudono. Si è aperto l'idea. Ecco che dicevo. Di pressione sul 17 del Napoli. Ancora buongiorno con calma. McTominay è forte, Rino. Almeno abbiamo un giocatore che tira da fuori e dobbiamo cercarlo per farlo tirare, perché in queste partite bisogna trovare il tiro da fuori. Il gol, vai Mac. Ma sono tutti chiusi. Bello, c'ha miseria, ci ha anticipato Lukaku. Stabilmente a palleggiare dall'attaccato avversario. A livello tattico, guarda, c'è sempre McTominay e Lukaku che sono davanti a Carboni e a Izzo, e c'è sempre un giocatore del Napoli che gioca quasi in verticale. In questo caso è Olivera, dall'altra parte c'è Di Lorenzo con Lukaku, quasi per andare a questa palla sulla punta per quello scarico. Lukaku chiuso, poi all'intervento il recupero da parte di Pablo Mani. Bello Lobo, andiamo. Verso Politano, però dentro c'è Lukaku, ancora Pablo Mani che allontana. Lo bocca, la mette giù benissimo. Grande Lobo. Vai Politano, bello. Di Lorenzo in posizione, va in mezzo, allontana Bianco.
uscire il Monza, Juric alla caccia del pallone, anticipava l'intervento di Olivera, altro colpo di testa, cercare ancora Olivera, altra sponda, Lukaku, alla fine... Lukaku, però stoppalo un cazzo di pallone, Lukaku, stoppalo. Ma non capisco come il Manchester United se lo sia fatto scappare. Meno male, buono per noi, Rino. Meno male. Ci abbiamo piaciuto un grande attaccante, un grande centrocampista, un grande centrocampista. È forte, non è attaccante, è sbagliato, però è un grandissimo centrocampista. Perché lui va a ricoprire, attacca, si inserisce, tira da fuori, è forte sto McTominay. Ora andiamoci piano che ricorda Hamsik, perché comunque siamo all'inizio, ma sicuramente le qualità ce n'ha tante. A me mi dà anche una sensazione in certe cose, sì, in certe cose mi ricorda anche Milinkovic Savic della Lazio. È una via di mezzo fra Hamsik e Milinkovic. È forte sto Mac. Sicuramente abbiamo fatto un grandissimo acquisto. Giovane non tanto, ha 27 anni. È proprio nel momento giusto è venuto a Napoli, che secondo me può esplodere. Sì. Continua il possesso prolungato del Napoli, un po' di pressione di quello Pereira, Lobotka che insiste sulla pressione di Mondo, che lo costringe a indietreggiare, alla fine Lobotka deve cavarsene con la di Buongiorno. Vai, buongiorno. Apertura sul pana, letta bene però, intervento efficace. Speriamo possa arrivare in doppia cifra perché ce l'ha fantacalcio a McTominay. Però in primis speriamo il Napoli vince stasera. Prima di tutto da vince un Napoli, poi chi segna segna. Speriamo vince un Napoli. Che dobbiamo vincere, sono 3 punti importanti. Vai! Mannaggia, mi sembra. Su cazzo durare. Nessun clean sheet, nessuna partita di battuto, 11 parate, 69%, 13esimo in classifica con Beret. Saltava le prime 2 con Empoli e Genoa, qui rischia qualcosa il Monza con Pedro Pereira, parte dell'intervento decisivo di Izzo, molto bravo ad allontanare. Colpo di testa e ripartenza Napoli, ancora con il lavoro da parte di Buongiorno che va verticalmente Lukaku. Cerca una sponda non facile. È una partitaccia questa, voglio. Anche di qualcosa, il suo compagno. Prova a ripartire il Monza con questo possesso da Bianco, apertura verso Izzo, Pedro Pereira, ancora Izzo, 2 gol in carriera in Serie A contro il Napoli, la sua città, a record 2 gol con Napoli, Inter e Atalanta, una sola vittoria in 13 partite in Serie A contro il Napoli. Izzo, record negativo, percentuale più bassa tra le squadre affrontate, almeno 5 volte. Oliver, Lobotka. Andiamo, vai! Che bisogna vincere. Noi ma ci stiamo a dormire qua. Ma che è? Mannaggia la miseria. Che bisogna vincere queste partite, bisogna. Di questo calibro investono in proprio giocatore come leader del centrocampo. Se il Monza dovesse, come spero, perdere, ha il rischio anche la panchina di Nesta, perciò sono chiusi dietro. Nesta non la vuole perdere sta partita. È tosta, voglio, è tosta. Però bisogna vincere.
Abbiamo perso già 3 punti pesanti a Verona a inizio campionato. Però il Napoli è stato in ricostruzione, non c'è colpa di Conte, dovevano ancora entrare negli schemi di Conte tutti i giocatori, non c'erano con la testa. Ora ha creato un grande gruppo Conte e bisogna continuare sulla striscia positiva, bisogna vincere oggi. Vai Politano, bello. Oh, mamma. Ci è arrivato troppo, sì, troppo lungo. Senza forza, va bene, va bene. Quando il Monza esce bene, come è successo prima, anche qui attento, non so che non faccio nulla, ma McTominay quando esce bene, come ha fatto inizio in circostanza precedente, ma non deve avere l'assillo di ripartire, perché se no finisce, poi perde palla, finisce per accettare ci può stare Rino, perché sto Monza è tutto chiuso, ci sarà un bene dopo che aveva difficile come partita. Facciamo fatica a segnare, mettiamo Neres dentro, è proprio lì che Neres va bello lo scambio, vai Politano, gol! Matteo Politano, Matteo Politano, Matteo Politano, Matteo Politano, Matteo Politano, 5 mesi che mancava il gol, grande Matteo, grande, ti voglio bene, grande, ti dai comanda calcio, quando si balla un chilo naso, grande Matteo. Si forte. Politano, 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 Politano. Grande Matteo. Parini ti ha chiamato un gol, hai detto secondo te, ma abbiamo fatto prima con Mook. Aggiorniamo il risultato. Quando recupera il pallone di salire nella metacampo avversaria, di ripiantare alla lunga, esattamente quello che ricordava Marco Parolo, cioè il concetto della concentrazione. Insomma, se stai tutta la partita. Gran gol, che gol ha fatto? Poi è entrato con pallone. Si non posso, Matteo, si non posso. Bianco interviene, recupera questo pallone, può provare ad uscire, va per Comedy che però non riesce a fare il pallone, va in ritardo qui sul Bocchi, la parte di Landini nel campanile. Giusto, giusto. Reattivissimo il Napoli in queste situazioni, reagiscono immediatamente alla palla presa, anche prima Bianco aveva intercettato bene, ma in tre sono saltati addosso. Paolo Bosca una volta bravissimo a leggere queste situazioni, sembrava più brutto di te, però lo prende con la gamba. Sì, sembra anche brutto, diciamo, live, perché a questa replay non so se Uravelli avrà voglia di raccontarci qualcosa dopo questo calcio di punizione, ecco, un po' per salutarlo, stanno 24 minuti fino a questo momento assolutamente tranquilli sul piano agonistico, ricominciando per ribadire adesso calcio di punizione per il Napoli. Occhio alla battuta, alla fine si scende a soluzione orizzontale verso di me. Che dici Ricca? Allora io ora ho Politano, Spinazzola e Pessina che stanno giocando e basta. No, Politano sta giocando, ha segnato pure. Che stai dicendo, Ricca? Spinazzola e Pessina, Spinazzola in panchina, Pessina pure in panchina. Come ho parlato di Politano ha segnato, hai capito? Hai detto Politano che vuoi, Neres in, mo ti faccio vedere
E che gol l'ha fatto, che gol l'ha fatto Matteo. Giallo per Kvara. Giallo per Kvara. Dai, Fammi vedere che mi sono perso. Fallo, fammi vedere. Sì, dai. Già. Vabbè, il giallo ci sta, ci sta. Ci sta, non c'è niente da dire. No, perché prima ho detto Napolitano perché ha segnato, ma non mi ricordavo che l'avevo al Fanta. Io ce l'ho, te non ce l'hai anche te al Fanta, allora, ricca. Questo me lo coccia. Me lo caccia, no, speriamo che no. Eccolo Spallettoni che l'hanno inquadrato a Spallettoni. Per ricordarti quello che diceva Parolo, lo sta ricordando anche Nesta dalla sua squadra, effettivamente, in particolare a Bianco e a Pessina. Bisogna tenere palla, bisogna farla girare, ma già all'inizio partita non era contento dei lanci per Giulic, quelli che tanto sembrano essere associati al Monza, in realtà quando si lancia si passa per Giulic è un errore per Nesta in questo inizio partita. Solo arrivare a palla a terra, abbiamo visto quando ha duettato insieme a Maldini, poi ha creato spazi tra i compagni, ha creato anche grosso. Quando Dinazzi va in maniera siamo giù. Quindi lo tocca mentre recupera la condizione il numero 13 del Monza. Politano, che lo guarda restando il 14 aprile contro il Frosinone. Che lo botta. Grande Matteo, grande, si può. A Kvara gli hanno fatto 20 falli a partita, se ne dà uno lui. Uno l'ha fatto lui, giallo subito. E tanto così sereno, lo sai. Della storia tecnica, chi lo prima partita potrebbe essere altrimenti? La sbloccata Napolitano dopo una decina di minuti almeno di forcing, senza occasioni pericolose, va detto, ma di continua circolazione di palla nella tre quarti di campo avversario. Ragazzi, lasciate like se state guardando la live, iscrivetevi e condividete. E forza Napoli, grande Matteo che ha fatto male a Monza, grande Matteo che gli ha purgato. Vai Matteuccio, vai Polita. Rachmani, buongiorno, siamo al 28esimo e 38 secondi, 1-0 Napoli. Salvatore Di Mauro, buonasera, forza Napoli. Fratello, buonasera. Forza Napoli. Vai Kvara, team Branghete, Kvara. Vediamo l'intervento di tutto su Para. Calcio di posizione, pronto a Paraschelli sul punto di battuta, sale Rachmani da dietro, buongiorno a Gianni. Quindi McTominay e Lukaku, questi sono i 4 uomini in posizione per passare, lo tocca sul punto di battuta. Punizione per noi, c'è Kvara sul pallone, è pronto a buttarla in mezzo, dove ci sono tutti, Rachmani, Lukaku, buongiorno, McTominay, sale anche Issa, vai, siamo alla mezz'ora del primo tempo, dobbiamo fare il secondo, bello, Politano.
Lorenzo. Bello. Che porta via l'uomo, ancora Di Lorenzo. Oh, fallo! Su di lui. Pallone esce, vediamo cosa decide un arbitro assistente. Possesso del Monza. Ma come? Ma arbitro di merda, fa, la toccata. Fammi vedere. È falli chi ti è morto. Ah, pure sulla linea. È in linea di è calcio di rigore questo, è sulla linea dell'area, è calcio di rigore. Va, vai, va a rivedere chi ti è morto. È rigore, Era rigore, mamma mia, era rigore. Vabbè. Non ci hanno dato. Non ci hanno voluto. Correttamente, secondo me, non è stato chiamato calcio di rigore. Ricordo l'episodio dell'anno scorso che abbiamo visto di Sampdoria. Ci sei un rigore, Rino. Mannaggia, miseria, mannaggia. Stessa dinamica, OFR che non doveva essere richiamata e arbitro che non ha segnato calcio di rigore. Ci torneremo. Sì, ci torneremo, ne parliamo anche dopo, perché in effetti per il Brexit, visto con chiarezza che comunque il contatto c'è stato, era sulla linea, sapete che la linea parte dalla rigore, però evidentemente l'interpretazione da parte dell'angolo del tipo di contatto non era, diciamo, di un contatto abbastanza forte per configurare un vero e proprio stand in punta. Tanti ovviamente con Luca Varelli, mi ricordo post partita, che mi ricordo nel post partita ci saranno anche chiaramente i dialoghi, quindi open bar, post partita condotto da Giorgio Possibile. Anche a mettere di gara a questa poi molto, la parleremo ovviamente su tutte le sfide del weekend che si chiuderanno domani col match fra Parma e Cagliari. Possesso Napoli ancora con Rachmani che vai. Vara si accende su McTominay, palla ancora sul destro, e poi commette fallo. No, si gioca, altro gol per l'idea. Poi la deviazione. Poi invece viene fischiato l'intervento. Ma allora, decidi, è fallo o non è fallo? Non mi fischia troppo 3 anni. Te ne corno, te ne serve. Arbitro si serve. A rimanere in una posizione di assoluta sicurezza e andare dritto sul pallone senza rischiare nulla. Occhio per Andrea che manovra e appoggia dal suo punto. Via su Gondola, che segna pure Lukaku. Vai. Bello! No! Vai Camara! Camara! 2-0. La fa mo. Lotte che sì. A vedere me. Kvaratskhelia. Comodamente dalla parte di Kvara, Conturati che a quel punto era spiazzato. Sul recupero palla era il titolare Lukaku, McTominay e Kvara, quindi è vero che fa un grande recupero Carboni, ma la possibilità di andare a cercarsi non è fortuna questo recupero. E qui la conclusione dal basso del Monza non ha fatto funzionare. Forzata sulla palla di fondo, non ha difficoltà per cui trovare una centrale esterna, una palla centrale sul bianco. 2-0 per il Napoli, che dunque raddoppia con Kvara, prova per Pereira, diventa ripartita la sua squadra con questo possesso, occhio al suo movimento, altra apertura da scanare, unità in pressione su Kyriakopoulos, che ha aperto ancora nella zona del fuoco Gama Bianco, rete di Izzo, veramente il migliore che qui è qualche qualificazione del Monza. Altra appoggio verso Pablo Mani che sbaglia tutto, Vai, ci campionato, va!
prima volta Maradona, la doppietta della prima stagione. Gialla, piglio gialla, piglio dei capelli mia, piglio dei capelli mia. Piglio dei capelli mia, piglio do giallo. Prenditi il giallo, prenditi i miei capelli, prenditi il caschetterino d'ancio. Si apriranno un po', beccano altri due, a fa bocca. Mi dispiace che sia napolitano, ma con lui che fa con lui? Che fa con lui? Ne mangiano pare pizza stasera. Pare macchine che piglia. Ammerocare. Poi ce ne facciamo nati 3, ce ne facciamo. Forza fisica le porta da Napoli, perché chissà male buongiorno di Lorenzo Lukaku. Se poi Pellegrino ci andiamo a rivedere una palla un po' forzata sulla corsa, c'era libero a sinistra Carboni, che poi recupera, poi spara. Era un esperto, ma il Napoli era comunque a cercarsi questa volontà di La responsabilità di Durante mi sembra abbastanza evidente. Vediamo come ha reagito. Non so se fosse invece a quel momento. Era praticamente impassibile. Occhio alla possibilità per il Bocca che prova ad uscire. Ancora lo Bocca che prova a lavorare questo pallone, lo appoggia verso Olivera. Rischia qualcosa qui il Napoli. Giudic prova a intervenire, hanno dato lui che pessina alla caccia del pallone. Mangula. Alla fine del minuto da parte di Caprile. Appena la costruzione da basso, ma quasi in difficoltà, anche un rinvio lungo ci può stare. Quello che hanno fatto qua scegliendo una soluzione centrale, onestamente Bianco non poteva fare molto su quel pallone, direi, no? No, perché nell'allontanamento, non sul piede forte. A proposito di assist. Sull'altro lato, Chi ha fatto l'assist a Cavara? Aspetta che la gis. Poi Carboni ha fatto il possibile su McTominay, non rapidissimo. Nessuno. Perché nessuno, perché sul tiro di McTominay svirgolato c'è stato Cavara lì e l'ha buttata dentro. Si prende qualche metro, appoggia verso Insu. Olivera, mamma mia, eri. Sì, McTominay che ha svirgolato quel pallone. Già è andato proprio buono. Poi c'è arrivato Kvara, che piccia Kvara che. Bella. Ma buongiorno. Bravo Ale. Bravo Alessandro, bravo. Bravo Alessandro. Buongiorno. Bello. Lukaku, la difesa del pallone. Ancora Lukaku. Bello. Dai, poi lì. Nato gol. Nato. 3-0 primo tempo. Va. Di Lorenzo verticalmente, altro scambio, Olivera, ancora Lorenzo Politano. Bianco in pressione. Nasconde palla, appoggia ancora, chi è comodo prova a chiudere, si può vedere anche Rachmani. Ricomincia dalla Bocca. Antissa. Conte chiama il movimento di McTominay a sinistra. Fara, riapre, lo Bocca, Bello. Bianco a servire Politano, trappoggio di Lorenzo, possibilità 1 contro 1, deviazione, palla che resta lì, Carboni che allontana, insiste ancora la Bocca. Bobo. 22-0, 39 minuti. Simfort. Io ad Olivera preferisco Mario Rui, ma è stato messo fuori lista, ho visto. Però Olivera in base difensiva è più bravo di lui. A volte fa cazzate, però se becca la partita dove sta con attenzione è più bravo. Ragazzi, visto che siete in 7, lasciate like e condividete la live. Dai, più ne siamo e più pariamo.
che sto pareando su Napoli 2-0, 2-0. Te pensavi che pareggiavo stasera, invece 2-0 e ancora non è finita. Mamma mia, che Napoli. Attacca il Monza. Mica posso ha schiacciato tutta la partita, Andrea. Con la qualità che ha il Napoli, prima o poi il gol te lo fa. Non ci ha messo tanto può fa. Perché poteva anche essere... è fallo kill, Mamma mia. Che culo Ruttger. Sì, ma lui ha un piede educato e più funzionale al gioco di Kvara. Ci sta, perché Olivera rallenta un po' il gioco, su quello ti do ragione. È un po' lento. O professore Mario Rui, professore. Una cosa che gli manca a Mario Rui forse è essere un po' più bravo in fase difensiva, gli manca questa cosa qua. Poi sulla fase offensiva è meglio Mario Rui che Olivera. Spinge di più Mario Rui. Olivera frena sempre e gioca sull'Obotka o gioca agli altri centrali, su Buongiorno o Di Lorenzo. Indietreggia sempre, non va mai in avanti. Mentre Mario Rui spinge. Però ho capito, per Conte gli piace più un giocatore che faccia anche difese, che sa difendere bene. Bello, ora sì, vai. Vai. Va bene, va bene. Terzo anno del Para, 14 gol nella prima stagione, 11 nella seconda, 3 quest'anno. Uno dei 3 giocatori con almeno 25 gol e 15 assist dal 2022-2023. È un po' limitato. 26 i gol. Sì, fisicamente è un po'... Sta proprio spinto. D'altronde sabato è un po' così. Nuovo Cervino, chi è? Un presidente? Chi è? Da un lato liberarti campo è una buona idea per farlo esprimere con le sue qualità, dall'altro accentrare un po' di più può consentire di liberare anche il talento balistico, no? Molto veloce questo calcio, tornando al discorso Kvara, anche in questa partita a volte sì, vi lascia la libertà di andare sul tubo esterno, ma proprio nel posizionamento lo vuole molto dentro in verticale, quasi come Tomini, per andare a ricevere la sponda dello scozzese, vuole sfruttare quelle caratteristiche che ha, perché poi anche il Valentino da fuori che c'è di dentro al campo. Spera che Kvara possa ripetere 14-15 gol, ma che era molto schietto, l'avete visto con Didiakopoulos. Conte che continua a vivere una partita con grande intensità, anch'essa che manda il pallone. 45 secondi alla fine del tempo regolamentare in questa prima frazione, con Napoli avanti 2-0. Un minuto di recupero che segnalano al coordinamento, si giocherà fino al 46esimo in questo primo tempo. La salita da parte di Rachmani, sale Bianco su di lui, tentativo di sponda da parte di Lukaku, Bianco che va a uscire, va a distendersi il Monza, 80 secondi da giocare ancora in questo primo tempo. Pablo Mari, quindi in postazione di punto, lo mette Pablo Mari. Monza che ha bisogno sicuramente di andare negli spogliatoi. Sì, uccidono sempre a Kvara a scheda, non ci sta niente da fare. O vattene, a cavi, sciambuzzi, che
Ma che è che Kvaratskhelia ogni tanto si rompe e poi che caviciata, era purissima. Chiamo la pacca, mamma mia, un cappettone, fallo un cappettone. Ah, bondo, quando si brutto, mamma mia, mi pare Serginho, Gervigno, che li capelli, quando si calcio d'angolo. Siamo Napoli, non da busciare, non ti ammosciare. Siamo all'ultimo secondo del primo tempo, si batte il calcio d'angolo e finisce. Vediamo se va in mezzo. Maldini. C'è Maldini, sì. Lukaku, mamma mia. Ora fischia. Non lo batte. Fine primo tempo, 2-0. Matteo Politano al 22esimo e al 33esimo Kvaratskhelia. Napoli 2, Monza 0. Primo tempo. Vai giù. Tutti a bere un bel caffeino. Mamma mia, no. Che voglio ci facciamo un attimo cose. Gatti la pigliata. Sì, mi ricordo che la che la luta. È una luta, gatti. È una lutamma. Un po' come fece Chiellini con Cavani. Ti ricordi, Rino, Chiellini con Cavani? Una luta. Ma intanto che pare Politano hanno fatto gol lo fantacalcio, che piccia, cioè che c'ho Kvara, Leao, Ildiz, poi c'ho Politano, Neres, McTominay, Colpani non ha fatto niente, però hanno segnato Politano e Kvara. McTominay, sai quando così oggi però mamma mia. Niente, facciamo sta Pausini, facciamo sta Laura Pausini, che lì un altro buono, infatti, che la faccio, mi pare Pinocchio, andiamo in pausa e ci vediamo fra pochino. Forza!
Oggi sto fulla, per ripare una, o prima tempo sì, le pigliano a Monza, e mo ne pigliano di tre. Ciao, voglio, mamma mia come si gode. Allora, il primo tempo, diciamo che questo Monza abbiamo preso un po' le misure per far gol perché si era chiusa tutta dietro. Giusto quando sono 20 minuti, poi è arrivato Politano, ha fatto quella giocata sulla fascia, è andato dritto in porta e l'ha angolata. Grande gol di Matteo, esagerato proprio. Poi ha segnato anche Kvaratskhelia, c'era anche un calcio di rigore su Di Lorenzo non dato, sulla linea dell'area di rigore c'era il calcio su Di Lorenzo da parte di Izzo, se non mi sbaglio. Comunque un rigore non dato. Il Napoli sta giocando, muove palla velocemente, lo bot Cavaliu sta facendo una grande partita. Come anche sta si vede poco, però è nel gioco, recupera comunque i palloni. Aspetto qualcosina di più da McTominay, che ha svirgolato qualche pallone, ma ci può stare. Guagliù, visto come è pressato, per il resto il Napoli sta facendo la sua partita, sta muovendo bene la palla, ma aspetto qualcosa in più anche da Romelu Lukaku, ma Lukaku non ha segnato, ha fatto assist comunque per Politano, e poi comunque è nel gioco del Napoli, cioè tiene palla, ma io mi aspettavo questo da Lukaku. Secondo me quest'anno più che Lukaku sarà a fare tanti gol, saranno gli esterni del Napoli, Neres, Politano e Kvara, perché Lukaku gioca di sponda, tiene il pallone, dà spazio agli esterni e gli esterni del Napoli fanno poi tanti gol. Secondo me, io la vedo così. Anche Lukaku, secondo me, esagerando, anziché farne 24-25 gol Lukaku, quest'anno ne faranno 15 Kvara, 15 Politano, no, ora Politano sono troppi 15 Kvara, 15 Lukaku, Politano ne farà 7-8 così come Kvara, capite? Faranno un po' così, secondo me. Si divideranno un po' più i gol anziché farli tutti gli attaccanti, tutti Lukaku, perché il Napoli gioca tanto su Lukaku come appoggio e poi segnano gli esterni, cioè hanno opportunità di fare tanti gol gli esterni. E secondo me verrà divisa un po' su Kvara e Lukaku, in più con 15 gol a testa, secondo me con 6-7 gol a testa invece Neres e Politano. Qualcosa anche McTominay, 5-6 gol. Secondo me succederà così quest'anno. Comunque, grande gol. Poi sul gol di Kvara, McTominay è stato anticipato dalla difesa, è svirgolato il pallone sulla difesa e Kvara se l'è trovato lì. Grande Kvicia ad averci creduto e a buttarla dentro. Comunque, a Kvara tutta la partita, tutto il primo tempo con massacri nei fall e poi al primo fallo di Kvicia ammonito. Sì, ci sta l'ammonizione perché il fallo comunque tocca, dopo aver toccato il pallone, tocca con i tacchi un po' diciamo la caviglia del giocatore del Monza e ci sta l'ammonizione. Però anche su Di Lorenzo c'era l'ammonizione secondo me e c'era il calcio di rigore che poi non ci hanno dato. Bene Caprile sull'uscita, cioè Monza che ha fatto alla fine, è stato in difesa tutta la partita, che ha fatto sto Monza. Ha provato a fare un'azione in contropiede e poi basta. Ora ci mangiamo a questi casi, cioè ne dobbiamo fare almeno altri 2 o 3, ma aspettarti 2 o 3 gol, finisce, non voglio esagerare, 4-0, 5-0 questa partita, da volta. I commenti, che mi ha già perso i commenti, scusate, voglio sembrare commentato, che cosa, perché che non è, esatto, in linea, niente, niente. Allora, tutto come prima.
Smacky Smoke. Ok, non va qua. Con il credito allo stipendio hai il 4% per 12 mesi sul tuo primo conto arancio. Scegli INC. Ancora la pubblicità deliziosa ci sta. Comunale deliziosa. Mamma mia, come deliziosa. Politano, ma polità. Polità. Muchacho. Politano e Kvara Schelia. Voglio. Ora rieccoci. Non lo so, che pensi, Dino? Pensi che Conte faccia entrare anche Neres nel secondo tempo o la lascia così la partita? Poi Spinazzola, ci abbiamo in banchina. Qualche cambio secondo me lo farà. Non lo so, io mi aspetto che, se il risultato è largo, mi aspetto che possa entrare, sì, sempre Neres, perché gli vuole far sempre mettere più minutaggio e lo vuole fare entrare sempre di più nel gioco del Napoli, secondo me. Neres lo fa entrare. Poi potrebbe fare andare anche Ngoncia al posto di Kvara, visto che è anche ammonito. Se dovesse fare il 3-0 il Napoli, io sto parlando, potrebbe andare sia Ngoncia che Neres, così come potrebbe andare Simeone al posto di Lukaku. Se dovremmo fare il 3-0. Se il Napoli fa il 3-0, penso che questi cambi li può fare Conte. Poi a centrocampo anche Gilmour, anche a lui per mettergli minutaggio. Sicuramente farà 4 cambi sicuri li fa, secondo me, se il Napoli fa il 3-0. Però non lo so se li vuole fare subito. Però ho visto già ora, prima della pubblicità, che qualcuno a bordo campo c'era per riscaldamento. Si stava riscaldando già qualcuno. Ora vedremo se siamo sul 2-0 verso la fine, se il Napoli fa il 3-0, sicuramente qualche cambio me l'aspetto da Conte. Poi dipende dal risultato, se il risultato è più largo allora fa più cambio. Francia, oggi ho sentito la notizia di un crack accostato al Napoli, tal Ryan Cherky. L'ho sentito anch'io, Cherky, gioca con Lione. Cerca qualche suo video su YouTube, è fenomenale. Magari, ma se non mi sbaglio, sto Cerchi è centrocampista anche lui, laterale o esterno, una cosa del genere, non lo so, Dimmi Terino se sto sbagliando. Comunque è un esterno se non mi sbaglio. Oggi sono fulla, mamma mia. Ecco il secondo tempo, la deve segnare pure Romelu, Vai Romelu, Lukaku, facci gol anche tu. Facciamo 3-0 appena comincia la partita.
Sì, trequartista esterno. Ah, ok. Allora è buono, è buono. Anche se sugli esterni ne abbiamo tanti, ma io penso che, non lo so, se il Napoli arriverà poi a prendere Cerchi, lo leggo io, per me andrà via Ngonge. Non penso che resta anche Ngonge, Politano, qualcuno andrà via perché non può avere tanti esterni. Anche Zerbin a gennaio per me è sul piede di partenza, perché ce ne abbiamo troppi giocatori offensivi. Ecco, se io andrei a cedere uno, cederei Zerbin, perché abbiamo già troppa roba lì avanti. Abbiamo un Gonci, abbiamo... Capì? Farei un po' cassa per poi andare a prendere questi giocatori forti qui, con esperienza e qualità. Dorgu non è male, anche lui è terzino, è difensivo del Lecce, che ha giocato anche in fase offensiva. Non è male, non è male. Lo so, perché Politano è un po' a copia di Raspadori. Politano e Raspadori si accendono, fanno più o meno i stessi movimenti. Cioè Politano si accende sempre, fa la stessa giocata di Insigne, uguale. Però, boh, abbiamo tanti giocatori, sì, c'è Neres, però Politano... Rino sta giocando bene, non c'è da di nulla sta stagione Politano, cioè da quando è arrivato anche Neres, Politano sta giocando tutte le partite bene, ad alto livello. Per questo Conte si fida di lui e per questo lo sta facendo ancora giocare titolare. Se no Neres già l'aveva superato, però per come qualità, abilità e tutto, dribbling e tutto, Neres è superiore a Politano. Questo lo vediamo tutti. Ecco, sono d'accordo con te. Juan Jesus l'avrei dato via e avrei dato un'altra opportunità a Nathan. Io a Nathan l'avrei tenuto come riserva, ma si vede che anche Nathan vuole giocare, vuole avere il suo spazio, non lo so. Comunque la società l'ha preso e poi l'ha fatto giocare poco. Io l'avrei tenuto in panchina a Nathan. Sicuramente meglio di Juan Jesus. Con tutto che lo voglio bene a Jesus, perché è molto attaccato alla maglia, però a noi ci servono i giocatori che giocano bene, giocatori che valgono. Jesus fa troppi errori difensivi. Tanto il secondo tempo è cominciato, guardiamoci sto secondo tempo. Siamo al 47esimo, 2-0 Napoli. Vai Napoli! Politano sì, comincia a avere età. Questo sì. Lo puoi avere in rosa, però ce ne abbiamo troppi ora di esterni. Vedremo. Magari per quest'anno. Vediamo un po' la società cosa decide. Qualsiasi cosa decide va bene, perché si sa. Se riusciamo a prendere Soukerchi subito, perché no? Allora lo puoi dar via, perché poi c'è Neres e Kerchi. Adesso Bianco che ha ricevuto da Izzo, non lo mette il 22, prova Pablo Mani, quindi Carboni su quell'altro c'è Kyriakopoulos, verso la parte di anch'essa, altro appoggio, sempre Bianco, cambia lato, scala di bene pressione, prova di stendersi il Monza, affacciarsi nella metà campo avversaria, ancora Bianco in postazione, pare che diventa buona per avanzata da parte di Carboni, accompagna come vedo Kyriakopoulos per vedere Mondo in mezzo, eccolo che dicevo.
di Pablo Mari, quindi Izzo, Bianco, Izzo, pressing della Vodka, l'apertura del Franconi, Ghissa, Kyriakopoulos. Andiamo spazio. Sbaglia nell'apertura del Franconi. Meno male, vai. Ponte è ingazzato e c'ha ragione. Andiamo Napoli, suscitiamoci. Che è cominciato il secondo tempo, Tende ad alzare il proprio motore, pretende intensità anche negli allenamenti, poi vedo una settimana tipo li fa andare i giocatori, ma la sensazione è che loro rispondano con le gambe, la reattività e la presenza nella partita è totale. Da questo punto di vista forse in qualche modo l'ha dichiarato lui stesso il fatto di avere la terza competizione, avere la competizione europea, soprattutto per un allenatore come Conte, per le caratteristiche delle sue squadre, per la cura quasi maniacale nell'aspetto fisico oltre che nella concentrazione, può essere cambiare particolarmente rilevante per tutti. Ma è lo Romelu. Nel caso di una squadra così intensa fisicamente come nel DNA delle squadre di Antonio Conte possa essere ancora più importante. Occhio alla Ghissa, c'è una pressione su di lui da parte di Maldini, ha girato verso Di Lorenzo che prova a inventare qualcosa, giocando troppo profonda, quindi l'appoggio di Pereira verso Curati che va in tiro e noi andiamo a Voltocampo adesso. La precedente palla persa del Monza un po' è stato merito di Conte perché non telecomanda i suoi giocatori solo in fase di possesso, ma anche in fase di non possesso. Prima chiamava gli scivolamenti della linea di centrocampo per coprire il giro palla del Monza. Al momento giusto dice al giocatore che ha l'impressione di intervenire. Effettivamente era stato Politano in quell'occasione ed era stato proprio il momento giusto. Come se avesse un joypad in mano anche per la fase di non possesso. Telecomanda la linea di metà campo perché le vostre avvisà sono sempre nelle distanze giuste, lavorano sempre di reparto, schermano queste palle sulle punte e indirizzano il gioco del Monza che non riesce a trovare gli uomini tra le linee. Maldini e Pessina come l'ha fatto i primi 5 minuti, da lì anche l'ultimo che palloni per Djuric fa fatica il Monza ad arrivare sull'attaccante per poi sviluppare il proprio gioco. Tu hai giocato con lui in nazionale, arriva di Vertoni, come cambia il centrocampo? Sono le compiti, i ruoli. Vedendo la partita in fase di possesso del Tomini che si alza decisamente vicino a Lukaku e lo Vodka che si rimangono come leader, come coordinatori della manovra, però è anche vero che lui cura ogni dettaglio, soprattutto anche nella fase difensiva, le distanze tra i giocatori, guarda come sono anche qui 4 o 5 a prendere la palla. Monza uscire dalla situazione, stavolta quando è uscito bene, prova a salire, lo fa con questo tentativo di percussione dall'esterno nella lato Francina da parte di Pereira, ancora Carboni, altro appoggio Messina, può provare a salire, altro scambio, sempre Messina, ricevuto da Carboni, manovra, la pressione di Lukaku, altro appoggio su Bianco, ecco l'apertura, Pereira accompagna il movimento, ancora Izzo, sovrapposizione, si fa vedere quando trova possibile con Olivera, ricomincia ancora da Pablo Mari, il Monza. Altra circolazione, Messina, si è aperto Kyriakopoulos. Ora stiamo lasciando un po' troppo il pallino del gioco al Monza. Guarda avanti, una testa. E sbaglia Poldo. Vai qua. Bello. Del Napoli con una macchia tattica per vedere come è risalita la squadra con i 4, quindi Politano, Lobotka, Ghissa e Kvara che costringe il Monza ad arretrare nonostante avesse il possesso nella metà campo della squadra di Conte, guidata dal proprio allenatore. Ha fatto veramente un lavoro di squadra. Il centro di difesa di Lukaku a Zappara, è arrivato il calcio d'angolo per il Napoli, occhio sul punto di battuta Politano e occhio ai 5 saltatori del Napoli. Andiamo. Palla dentro, c'è McTominay. Bravo McDonald. Bravo. Sì. Guarda lì. indirizzato bene, palla che finisce l'anche, non di molto. Napoli a un passo da 3-0.
Gli sviluppi di questa situazione di palla attiva, palla verticale intanto verso Djuric. Ci vorrebbe un contributo diverso a parte di Djuric. E tropica prima posso dire eccezionale. Ah, Altro scambio, dopo di ritorno per lui, anch'essa, altro passaggio, altro giro, ancora con Rachmani, quindi buongiorno, la pressione di Djuric, ancora per gli orizzontali. Alla fine Pessina recupera la palla, prova a distendersi Monza. Bianco può provare a salire. Bandini, ancora Bianco all'impostazione. Kyriakopoulos, raddoppio di marcatura, altro appoggio, ancora dalla posizione di Carboni, rischia qualcosa sull'arrivo di Politano, si rifugia nel tocco su Pablo Mari, quindi Turati, c'è Izzo da quelle parti, Turati dovrebbe andare al rinvio, lo fa. per quando McTominay, Rino, mamma mia. Di Lorenzo che lascia sfilare il pallone. Direttamente out. Peccato. Si sono saltati i primi 10 della ripresa, non è cambiato il risultato, non è cambiata nemmeno la sensazione che le spalle stanno dando, anche sa. Di Lorenzo. Praticamente su Lukaku. Mannaggia, miseria, mannaggia. Ricomincia ancora da Rachmani, altro appoggio, quindi buongiorno. Alla fine Caprile. Vorrebbe il terzo clean sheet consecutivo dopo i primi due a Torino, 54 minuti per lui dopo il turno di Dent e in Coppa Italia contro il Palermo. McTominay se l'abbraccia, se lo vuole passare. 56esimo in corso, Maldini ha servito Bianco, altra apertura. Pessina, Via chi sono. Pereira, Pessina ancora. Pessina, sei pessimo, sei pessimo. Battuta triste, però. Quando... Bianco, chi sei Bianco? Io ti vedo tutto nero con un numero giallo. Fra. È stato tutto con me carbone, stiamo carbonizzando stasera. Ma roba, ecco, ci sono 4 giocatori a riscaldare, visto Rino? C'è pure Ngoncia, mi sembra. Sempre verso il mondo, orizzontalmente, Salezzo, altro giro, sempre il mondo, riceve, tocca ancora, Carboni, nuovamente il mondo, cucina il gioco, la pressione di Lobotka, c'è il largo Maldini, insiste il mondo, appoggia ancora sul Carboni, altra possibilità per Bianco. Basso, e facciamo qua troppo. Maldini prova a cambiare completamente lato, così stavolta Rivera. Rivera, ma che cazzo fa? Io riesco a trovare coraggio nel palleggio, nel trovare i giocatori che vanno a scarico, muovono questa palla, quella che arriva un traversone sempre pericoloso con Djuric dentro al campo. Olivero va rimesso male con il corpo, va a concedere un corner, e visto prima il Monza può essere pericoloso. Andrà Kyriakopoulos sul punto di battuta. La concentrazione per Beret. I 6 saltatori del Monza. Mette Djuric su tutti. Va dentro a cercare proprio Djuric. Mamma mia. Quindi intervento da parte di Caprile. Aveva provato il pallone. Djuric si è fatto il possibile, no? Vale Pirlo, poi volevi segnare. Inizia a cercare di smarcarsi, quindi ha dovuto usare non tutta la propria forza. Sicuro comunque la parte di Caprile, palla in alto, rimessa dall'altra parte, 59esimo. Con il Napoli che può andare a questa rimessa. Rachmani. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno, vai. Siamo al 58esimo, 3-0. Secondo me toglie anche Lukaku. Ma sicuro. Anche secondo me, Rino.
avanzata. L'arrivo di Rivera. Tutto fermo, calcio di punizione per il Monza. Sta prendendo coraggio, è riuscita a rubare una palla in uscita a Napoli, però Boldi questa percussione centrale. Tutti avranno la buona copertura di Izzo, Super Tominei. E poi ripartenza con il cambiante regolare. Dunque il calcio di punizione per la squadra Piazzola. 60esimo in corso. Indicazione di Caprile. Magliuic. E perde di avversaria. Salito anche Carboni e anche Pablo Mari, che sono i giocatori più avanzati. Poi anche Izzo, un po' libero a sinistra. Maldini sul punto di battuta. Sono due ottimi tiratori. Sì. Sia Maldini che Kyriakopoulos. Ovviamente col bacino. Vedremo. A Maldini. Mamma mia, Il pallone che finisce sul mamma mia. Bella punizione però, Se Caprile ha già dettato fuori la sì, palla, Caprera tranquillissimo, però non esce. Mamma mia. Se questo andava in porta era gol. Era gol. Caprile rimaneva a guardare, era gol se pigliava la porta. Vai Luca. Andiamo Napoli, andiamo Napoli. Olivera, mamma mia. Buonasera. Ma vai, buongiorno. Olivera, è uscito da su. Siamo al 61esimo, Napoli 2, Monza 0, ricordiamolo. Vai Poli. Panghissà, vai. Bella, bella azione, bella. Mamma mia, mannaggia, che peccato. Che peccato. Tutto bene, McTominay, che peccato. Ma mi sa c'era fallo su Politano. Che pare, Madonna, tutto è intero, ma che come corrisponde sul campo che muove tutta la squadra, che va bravo a trovare Toni, che pensava di essere solo, ma per il controllo di ruba la palla. Andiamo a vedere perché tutti giù per terra, perché tra Politano e Rimma un attimo che succede. trova Toni che pensa di non avere il controllo, bravo Pedro Pereira, quindi bisogna vedere come intervenire, sembra prendere il piede prima. E questa è l'uscita invece da parte di Durante sulla tentativa da parte di Pari, poi dice questo è l'intervento di Bondo su Politano, ma il fatto bene a sottolineare che tutto è nato non si sono bello di Lukaku ovviamente, però insomma l'idea della sponda su Lukaku si trasforma con la qualità degli altri giocatori in un'azione subito potenziale. È un fatto di avere Kvara dentro al campo, andare a ricevere questi movimenti che allungano le difese ma che hanno questo spazio alle spalle. Subito l'imbucata del Tigre che mette a approfittare degli spazi che l'attaccante belga riesce in qualche modo a garantire. Essa li prende il pallone, prova a lottare, partecipa per un attimo alla fine della bocca. Vai, voglio là. Lukaku, 1 contro 1 con Pablo Mari, accompagna il movimento Kvara e McTominay. Vara ancora, poi la doppia di marcatura su di lui, con il tracciale, palla per Politano, anch'essa. Andiamo, andiamo. Si apre McTominay, vediamo se viene servito, no, la giocata è sulla bocca, che difende il pallone. Per vedere lo scozzese, anche lui, ma alla fine sbaglia la bocca, questa è veramente una breaking news. Non sbaglia mai, non sbaglia mai, ogni tanto è umano sbagliare, pure lui può sbagliare. Pure lo bot che può sbagliare, voglio.
Ne sbaglia, ma rimaniamo scoperti, questo anche per raccontarti un po' la confidenza che si è creata anche nel corso dei 90 minuti ai giocatori verso l'allenatore. E anche la comunicazione e il dialogo ovviamente è una gara importante, perché intanto può provare a salire Carboni. Quindi quei minuti, adesso credo anche Marco Parolo, fino a qualche minuto fa, insomma, in 4-5 minuti, anche forse qualcuno in più. era difficile. Oh, chi c'è? Simona Gatino La Spina. Sì. Però sicuramente un passo avanti da parte del Monza, e probabilmente riferimento neanche in serra, riferito anche a quella situazione lì, a quel momento lì, l'intervento sul mondo in ritardo. Simona Gatino La Spina, buonasera. Nemmeno io capisco perché. Simona. Questa cosa c'è di Lorenzo che va a prendere Maldini, sono trovate queste soluzioni con Politano che scende tanto e si sacrifica molto per lo sport. Pablo Mari Dovrebbe farla entrare al posto di Politano, perché Politano è sangue pure. Ancora avanzata parte di Bondo e di Bianco, apertura verso Kyriakopoulos. Bianco ancora, l'inizio, scala per dare un po' di fastidio, altra apertura laterale, dopo di ritorno ancora verso Izzo, Napoli compagna e risale il movimento quasi con Antonio Conte a dettare i tempi della macchina. Dopo essere anticipato la pasta di Armani, anticipato Maldini, anticipato di Becomini, quindi Bondo riesce in un primo momento, poi arriva qua e riapre ancora lateralmente. Pereira ha servito Messina, occhio accelerazione Messina in mezzo a due. Altro appoggio su Bianco, lo bocca su di lui, insiste ancora, riapre esattamente, palla verso Izzo, cross, direzione, para. Mamma mia, però non va buona, Sulla linea, rimane in campo, sembrava fuori e invece si gioca. Altra apertura, Maldini, raddoppio di marcatura di Lobocca e di Lorenzo, ancora Maldini che insiste, circondati. voglio, però non va buona così, Appoggia verso Izzo, ricomincia la Bianco, azione incisiva del Monza. Ancora il 42, che ha ricevuto la Pablo Mari, ha trovato il corridoio, il velo favorisce Maldini, vediamo se ci arriva, si tiene in campo il pallone, pressione di Olivera, ancora Maldini, lo tiene vivo, si appoggia alle sue spalle, intanto Paraschelli, Bondo, insiste, ancora Bianco, verso Carboni, che è Politano, prova, conclusione sul fondo. meno male, Lunghissima del Monza, conclusa con questo tiro da fuori. Napoli si è passato, era messo a 5 con Politano quinto a destra, 3 centrali a sinistra c'era Olivera e quindi in mezzo un po' ballavano perché poi sono anche i difensori con Inizia Carboni ad accorciare sull'azione e coraggio dalla parte della squadra di Politano più di 60 minuti in ciafa. scardinare centralmente la squadra di Conte. C'è anche Mazzocchi a riscaldare. Ho visto c'è anche Mazzocchi in riscaldamento. Sicuramente interessante perché la partita più in generale per qui un contatto con Bianco da parte di Para non lascia giocare lo stesso lungo per il Napoli, si rialza senza conseguenze il 77 Giorgiano. Apertura per lui ancora una volta, la posizione di Paraschelli adesso addirittura fin da destra, sicuramente rispetto al passato e all'ortodossia del 4-3-3 dello studente e anche i vari moduli della passata stagione, se si cerca forse il momento Mazzani quando c'era la necessità concreta di centrare un po' una posizione diversa. No, voglio. Posizione che vuole andare a sfociare anche centralmente, trovare il tiro importante, essere un po' libero e andare a prendersi questi spazi che Giordano ha fatto capire che sa trovare anche in nazionale a andare in quella posizione. Appoggio proprio verso Bertone da parte di Banana. Ah. Contro uno. Altro anticipo a fine Bondo. Fa uscire Messina. Sulla metà della ripresa. Ancora niente cambi. Possesso per il Monza che prova a salire con Kyriakopoulos. Bianco. Messina ha ricevuto da Pablo Mari.
ancora bianco. Altra imbucata verso Maldini, buona corsa Maldini, curato da Buongiorno. Alla Buongiorno. Vai Luca. Mamma mia. Pablo Marini, grande chiusura. Quello che nella partita del Monza ha messo più qualità nelle singole giocate, servito non tantissimo, ma ha fatto intravedere ottimi spunti nelle giocate. E oltre alla qualità direi anche l'atteggiamento, la voglia di provare a determinare qualcosa di buono del Monza in una serata che in questo momento non semplice. Altro scambio con Mondo che ha servito Carboni, ancora insiste Pablo Marini, quindi Izzo, altra giocata, sempre Carboni, Chiriacopoulos, dagli fastidio Politano, tocca il pallone, di che sarà? E invece sembrava Buongiorno a uscire forte sulla conclusione di Maldini, che si è liberato e ha accelerato molto bene. Stellini va dalle parti dei campi a lottare con Mazzocchi, vedremo quali saranno le prime sostituzioni per il Napoli. Maldini, altra apertura. Sta facendo fresco, voglio. Intanto tocco col braccio da parte di Bianco nell'interpretazione di Macaniello, dunque calcio di punizione si lamenta molto onesta. Invece se stai con le braccia così è fallo. Non penso del primo controllo sia del rimbalzarli addosso alla palla. Labiale chiarissimo, me l'ho convinto, il centrocampista in volta, andiamo toccando. Con calma lo farà questo cambio il Napoli, non è qualcosa di imminente, aspetta ancora un po' l'evoluzione della partita Conte, ma dovrebbe uscire qui c'è Kvaratskhelia, eventualmente per Mazzocchi, il primo che dovrebbe entrare, anche Raspadori. Mazzocchi e Raspadori. Quindi Lorenzo ha fatto un po'. Stiamo soffrendo un po', sì, ora. Un po' sì, abbiamo mollato un po' sul 2-0, l'abbiamo un po' mollato, cioè non nel primo tempo, ma visto il risultato che abbiamo in mano, il Napoli ha un po' mollato, visto che siamo al 70° e non va bene, perché questi se riescono a fare un gol rimettono la partita in piedi, per quello bisogna fare il terzo gol, non va per niente bene così, che diamo il pallino del gioco al Monza. Messina, accompagna Lorenzo Pereira, si fa vedere anche Izzo che riceve, vuole il pallone per Izzo, eccolo Pereira, 1 contro 1, la pressione di Rivera, quindi raccordo efficace di Messina, altro appoggio verso Maldini che va dentro, subito allontano la difesa del Napoli, insiste nuovamente il Monza con Mondo che ha aperto ancora lateralmente, va in pressione, nuovamente Mondo con pensare al cross, alla fine sceglie l'appoggio verso Maldini, altra giocata su Carboni. 73esimo, Chiriacopoulos. Ma valle sotto, Politano. Prova a centrarsi, va via Chiriacopoulos, buona la percussione di Lukaku. Andiamo, vai. Giusto, risolve, poi Antissa. Lukaku fa la porta, riprende il pallone, conquista. Con il fisico, questo buon calcio di punizione del Va bene, va bene. Delle posizioni difensive, è vero che fa tanta densità centrale, quindi Monza sta facendo fatica poi a trovare il varco per andare a calciare. Fuori Politano dentro Mazzocchi, secondo me. O no? Oh, che va. Guarda. No, ancora no. La prossima interruzione. Antissa ha scambiato ancora con lo Monti. Buongiorno. Va verso il bar, adesso sono proprio due giocatori ad uscire. Oggi verso McTominay, quindi Politano, si è aperto di Lorenzo. Lukaku, Lora, riceve il pallone, riesce a scambiarlo con Politano, ancora insiste di Lorenzo, viene incontro la bocca, solita sponda di Lukaku, palla dentro! Allora, mettete di pensare di essere in offside, probabilmente lo erano, Bocca era in un'altra posizione stimolante, sta arrivando Lukaku aveva trovato una buona idea. C'era anche Kvara che si è inserito sul lato debole della difesa del Monza, al momento di Lukaku. Questo è veramente, quando prende questa posizione è difficile andare a togliere la palla.
Juric dall'altra parte, va a prendersi questo fallo, calcio di punizione per il Monza, vediamo se c'è adesso un bel cambio con l'ingresso di Mazzocchi, vediamo, la difesa ancora da parte di Juric, l'intervento di Rachmani, il regolare, cambio, fuori il Bravo Kvicia. Volvo EX30, ora con gli esclusivi incentivi elettrici Volvo fino a 6.000 euro. Pasqua. Abbiamo fatto solo un cambio. Ma io l'ho detto, se non si fa il 3-0 questo cambia poco, infatti così è stato. Conte a Mazzocchi, quindi per ora si mette così il Napoli, si segna anche Kvaratskhelia, diciamo non ha fatto una scenata particolare, però il volto non era dei più contenti all'uscita dal campo, è un po' sconsolato il Giorgiano. No, però questo è Marco Paolo che ha messo ieri Luca. mattina anche a livello di Serie A, però sia un segno. Luca che è molto, Luca. Già. Luca, mamma mia, sono pochi gattoni che fanno poche accorse, corrono poco, ti lo culo che da peso, frate. E corrono pochi. Luca, mamma mia, Luca. Così bello, Luca, con che non lo carbaccione. Mamma mia. Ma Kvara l'ha levato pure per l'ammonizione, Rino, secondo me, che comunque ha ammonito, un po' di nervosismo, un po' qualcosa, bastava poco, no? Per poi capire, il Monza trova l'episodio e cerca di aprire la partita. Non ha voluto rischiare. Poi comunque Mazzocchi è da rivedere perché l'ultima partita non è che abbia fatto chissà cosa, è stato, hanno fatto tutti bene quel Palermo, però è stato quello meno migliore degli altri, diciamo, quello meno peggio, dai, in quel senso lì. Sì, non sto facendo grandissime prestazioni, Cavani. Enzo Bolla lamenta e comunque segna uguale, Cavani. Quando un giocatore è forte, la porta la vede. Però mamma mia, Lukaku! Ma bella Politano. Difende sull'avvio di Kiriakopoulos, quindi Di Lorenzo ha provato qui il Monza, è sangue Politano non ce la fa più. 78esimo, il Monza ha trovato spazio tra le linee, forse non contento con quando vede la difesa 3, il centrale deve rompere in avanti, non concedere questi spazi a un trequartista come Maldini che va poi costretto ad abbassare la propria squadra. Lì poteva nascere qualcosa, però ancora una volta Napoli dentro l'area di rigore si sta ricompattando sempre molto bene. Movimento dalle parti delle due panchine con Stellini che recava l'attenzione di qualche suo giocatore, ma che il Monza probabilmente sta pensando ai cambi. Intanto subiamo Politano che manovra dal pozzo della zona di Lorenzo, ancora Politano insiste dopo verticale, questa situazione da parte di Messina, altro appoggio, tentativo di partenza del Monza, 79esimo, un solo cambio fin qui, quello del Napoli qualche minuto fa con Mazzocchi, al posto di Para e conseguente cambiamento di modulo, altra apertura verso Izzo che trova Maldini, ancora l'avanzata da parte di Messina. Kiriakopoulos, Messina ancora, con calma Carbone. Il Monza quando ha subito il Napoli, quello che poi il 2-0 porta il Napoli a gestire diversamente la partita, ma non ha delle idee della costruzione di gioco, sempre i giocatori a volere questa palla, a cercare l'appoggio, provare a muovere la linea del Napoli, 20 metri, trovare il guizzo. Pietra, da giù,
mi aspettavo che entrava Neres comunque. Politano è arrivato, non ce la faccio infatti. Scivola indietro sulla linea di gol. Quindi cambierebbe rispetto alla formazione Se Mattei e Napoli combatteremo, la 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 la. Vai, vai. Vai Lukaku, non ce la fai più. Chance. Lukaku e Sang. Vabbè. Raspadori e Neres a bordo campo. Sempre papà. La Politano e San, non ce la faccio. Era certamente all'altezza. Allora Carboni, per la ripartenza del Monza con Bianco, l'apertura subito della zona di Messina. Sta per arrivare anche il momento di Caprari del Monza. Politano, non ce la faccio. Prova ad attaccare. Altra giocata. Kyriakopoulos. Bianco verticalmente, palla buona verso Maldini. Messo giù all'intervento di Labocca. Viene fuori un buon calcio di posizione per il Monza. Tutto questo. Magari si entra le linee, fa lo stop giusto, perché non è la palla facile ma di Bianco giusta nell'idea, ma quella che rimbalza, ci controlla perfettamente, mette il corpo davanti, lo è un ottimo calcio di inizio. Arriva forse anche il momento di D'Ambrosio, sì, si aggiunge al gruppo di giocatori che stava per entrare in campo. Anche D'Ambrosio con Caprari pronto per entrare, vediamo se c'è la sostituzione subito. Sì, cambio. Come ce lo sempre, ma perché chi su Napoli è forte e tutte quante pagare. Mamma mia, sponsor all'Atalanta. Simona Catino, Neres decolla su quel lato, gli deve far fare 45 a testa. Sono d'accordo, Simone. Devono giocare metà tempo a testa, così hanno tutte e due quella garra, quella velocità, quella voglia di fare. Possono dare una mano in fase difensiva e offensiva entrambi, capito? Un tempo a testa, sono d'accordissimo. Inizia Politano e poi subentra Neres nel secondo tempo. Sta finendo la partita. Manca 8 minuti, ma 7 minuti. 2-0. O finisce così o si fa il terzo. Però, attenzione, non prendiamo il gol, non voglio più un gol. Kyriakopoulos va verticalmente a trovare la parte di Maldini, così da contro una buona chissa che gli fa addosso. Molto attento dalla fase. Sempre lì. Ale, sponsor, sappiamo che siete su da zone. Tutta punizione per il Monza. Sono 6 i saltatori del Monza. Cerchiamo di non prendere gol, voglio, Facciamo bravo. Bravo Lobo. Vai Olivera, però stai sull'uomo.
Tu brutta. Bravo Caprile. Politano non ce la faccio. Pronto a uscire dal campo, c'è Canghissa, sì, c'è Canghissa a terra. Vedremo se i cambi saranno veramente Politano e Lukaku. Probabilmente andiamo dalla lezione di Giuseppe Conte, vuole capire le condizioni anche di Canghissa. Forse il cambio si fa adesso, dopo diversi siparietti tra Neres e Raspadori, se no risa tutto il tempo, perché veramente quel pallone non sembrava uscire e ogni situazione sembrava essere sfavorevole al loro ingresso. Oh no, Napoli fino all'anno scorso europeo e alcune partite di Champions erano in chiaro in TV8. No, a me non mi sembra. Boh. Perché magari se c'è Canghissa non entrano tutti e due. Uno entrerà, immagino Neres al posto di Politano, e l'altro invece, come ci raccontava la signora Giuseppe, doveva essere per Lukaku, ma ci stava chiarire le condizioni fisiche da parte di Canghissa. Canghissa esce, anche Politano, Neres e Raspadori, ma boh, non lo so. Vediamo un attimo i cambi. Allora, il 21 Politano esce ed entra Neres. Grande Politano, grande gol. Fuori Lukaku e dentro Raspadori. Anghissà per ora non è cambiato, è uscito solo un attimo e poi è rientrato in campo, non esce Anghissà. Sicuramente saranno più intense. Arriva anche l'otto di Martins. Andiamo a entrare subito. Dopo gli ottimi segnali. Cerca una conferma. Entra Martins in campo, maglia numero 55. Vedremo quello che potrà dare in questo finale. Mentre intanto rientra anche Anghissa. Non ce la fa Politano, non ce la fa. Comunque io sono d'accordo con cosa, come si chiama? Quello che mi ha scritto prima con Simona Agatino, sono d'accordo, che diceva facciamo fare un tempo ciascuno fra Politano e Neres. Un tempo per il primo tempo farei fare Politano e il secondo Neres. Io sono d'accordo. Perché non ce la può fare tutte e due, come ha detto pure Terino, non ce l'ha, c'ha 60 minuti nelle gambe Politano. Mamma mia, Giacomino, come lo facevi? Lo stavi facendo alla Higuain sto gol. Questi sono i gol di Higuain che si girava e segnava. Bravo Giacomino, peccato che non è piaciuto lo specchio la porta, mi è piaciuto solo lo specchio e non la porta, nemmeno lo specchio, via da rete, via. Però l'esterno della rete. Altro possesso, ancora con Carboni, 100 secondi al 90esimo, poi capiremo quanto recupero ci sarà, sta per arrivare anche il momento di Spinazzola, immaginiamo al posto di Olivera, ovviamente anche lui con il modulo 5. Più a suo agio, e poi anche Gilmore per dare equilibrio nel mezzo. Mentre c'è come si ovviamente in casa Monza per quello che potrà fare Kevin Martins, che ha brillato, ci ha applicato dalla prima. Ciao Riccardo, buonanotte. Pazzo Napoli, amalo. Buonanotte Riccardo, buonanotte, alla prossima. La capolista, salutate la capolista per una
da questa sera, per questa notte, possiamo dirlo, siamo noi la capolista. Vai Raspadori, vai. Vogliamo il 3. Se arrivava a Neres quel pallone. Era il 3-0. Vedendo la freschezza dell'ingresso dei cambi del Napoli, quasi sembrano un po' ritappati, come spunto che sta dando Raspadori e Neres in questi minuti. Diakopoulos si è preso molto oggi per i campi rispetto, insomma, Bello. nella Serie A più Neres, prova ancora, palla sul Mamma mia, come lo faceva adesso, ma sei pazzo, volevo pazzo. Mamma mia. si conferma quello che dicevi tu, perché sia Raspadori che Neres sono stati molto. Questo vuol dire che comunque sono all'interno del gruppo delle idee di che vuole l'allenatore, però hanno questa freschezza che il Napoli sembrava aver perso ad abbassarsi così tanto con la forza fisica e le qualità dei giocatori. Spinazzola e Gilmour. Dentro Spinazzola per Olivera, ovviamente ci voleva, diciamo, la lampada, palla di vetro per vaccinarlo, fuori Olivera e dentro Spinazzola al suo posto, e poi cambio fuori la Bocchia e dentro Gilmour in questo finale. Di Neres, assegni in Coppa Italia, 3 assist con Bologna, Parma e Cagliari, insomma Capivo, bravo lo Bocca. il numero 7 del Napoli. Dentro Gilmour, Dentro anche Gilmour. Al posto di Lobotka, appunto, e Spinazzola al posto di chi era? Di cosa? Come si chiama? Messina, Mane, Gilmour, recupera palla. Del terzino, ora ormai non mendi, che è Olivera. Non si intendono, D'Ambrosio lascia stirare il pallone, oltre linea di fondo, possesso Monza, 91 e 30. Pronto per il rinvio, Turà. Rinvio lungo, colpo di testa di Anghissa. Posizione per il Monte, intervento su Diakopoulos, va subito a sincerarsi per le condizioni del suo avversario. Anghissa ha giocato una partita di altissimo profilo. Sta bene fisicamente, ha preso le chiavi del centrocampo sulle letture difensive, anche il discorso che faceva prima con Conte su come leggere le posizioni. È lui che, se Lobotka guida la squadra in fase di costruzione, in fase di non possesso, è lui che detta i tempi alla squadra. Se Anghissa sta così, con un centrocampista comunque creativo in fase offensiva come McTominay e un centrocampista invece di grande ragionamento, senso della posizione e acume tattico come Lobotka, insomma siamo di fronte a un centrocampo veramente coi fiocchi. Anche se McTominay deve ancora entrare Sì. nei meccanismi. Anche secondo me Rino poteva entrare prima, Neres e Raspadori. Mazzocchi va a far correre Di Lorenzo, tiene il pallone, cerca Raspadori, È angolo? una rimasta in campo. No. Monza può provare ad uscire, no, poi arriva la segnalazione e comunque deve essere a fondo per il Monza. Il cronometro dice 90 Finita, minuti. dai, è finita. La carta ne mancano 60 di secondi alla fine, qui rivediamo. Ma in realtà dovrebbe esserci qualche secondo in più. Carboni può gestire questo pallone. Mamma. Andato verticalmente ancora Carboni, la copertura Spinazzola, arriva Caprile, vicino al terzo clean sheet consecutivo, dopo quello a Torino con la Juve, è giocato per 54 minuti, e quello in Coppa Italia con il Palermo. Ovviamente nel pacchetto difensivo di tutta la fase difensiva. Batte comunque la di Conte, anche se qui Mazzocchi non è riuscito a gestire il pallone, diverso laterale per il Monza. Dai, la capolista se ne va. Mamma mia, stanno rusocando tutto qua.
buongiorno a Caprile. Aspettava soltanto il fischio finale, un secondo tempo di gestione per il Napoli, senza particolari punti, senza particolari squilli, ma tutto sommato in sicurezza. Di Lorenzo era uscito comunque. Alzarsi un po', quindi risolvere No, è lì il capitano, è uscito Olivera. Che cazzo sta dicendo? Napoli è troppo emozionato. finisce con la vittoria 2-0, vai Napoli. in Serie A. La capolista se ne va, buonanotte. Vai giù. Grande Napoli, grande Poli, grande Chiviscia. Napoli 2, Monza 0. A te la linea, a voi la linea. Allora ringrazio a tutti quanti per essere stati qui in live con noi e ci mangiamo, avete ragione. E niente, ci vediamo per la prossima live contro il Como. È stato bello. Ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti, come ho detto. Salutate la capolista. Con questo è tutto. Rino, buonanotte. Riccardo, buonanotte a tutti quanti, a Simone Agatino, a tutti quelli che avevo visto. Ci vediamo in anche a chi non ha chattato, chi non ha commentato, ma era in live e ha guardato questa live. Alla prossima. Buonanotte a tutti da Napoliello 87 e Forza Napoli. Vi aspetto per il commento post partita.